Argomento eccezionale questa sera, donne in corsa per la salute. Sigla. Gli ospiti di questa sera sono ospiti eccezionali, sono quasi tutte donne, vedete, con un solo uomo, il dottor Fernando Bozza, direttore della Breast Unit dell'Istituto Oncologico del Veneto, ovvero della chirurgia senologica, con le sue due dottoresse, due dell'equipe, che sono la dottoressa Tania Saibene e la dottoressa Silvia Michieletto. Come vedete lui rispetta le quote rosa, è pieno di donne e sono tutte vestite di rosa e le nostre dirimpettaie, le nostre spettatrici sono tutte pazienti dello IOV che hanno voluto essere qui con noi per testimoniare la voglia di correre per la salute. E le ringrazio per essere qui tutte. Che cosa succede? Allora, dottor Bozza, raccontaci, cosa è successo? Cos'è questo progetto del correre di queste donne per la salute? Beh, dunque intanto non sono spettatrici ma sono protagoniste. Molto. Prima cosa. Secondo, quindi corrono loro? Corrono loro, perfetto. Sì, tutti gli effetti. Scusate la voce ma mali di stagione. Secondo fatto, una domanda del genere andrebbe girata all'organizzatrice, sì, alla fautrice di tutto questo, che è la nostra Sandra qui di fronte a me, che ha avuto un'idea bellissima, che è stata accettata ovviamente con entusiasmo da noi, ma che ha portato avanti da sola e con i risultati che adesso vi spiegherà lei naturalmente. Grazie. Sandra, allora intanto grazie di essere qui. Cosa è successo, Sandra? Questa idea bellissima. Quest'idea mi piace definirla un po' l'espansione e la condivisione di un sogno personale, nato da un avvenimento, ovviamente da una vicenda negativa che è stata quella della mia malattia, ma da cui è nato un qualcosa di positivo. Io appunto mi sono ammalata nel 2014, sono stata operata dal dottor Bozza e dalle dottoresse qui presenti non una ma due volte, ho fatto il mio percorso di cura allo IOV e ho accompagnato durante questo percorso mio marito a correre la maratona di New York. Contemporaneamente avevo cominciato a correre anche io poco prima di ammalarmi e avevo scoperto il potere della corsa come incentivante, come motivatrice, come motivo di carica e di determinazione. E quindi quando siamo tornati da New York ho pensato perché non poter provare a tradurre l'idea che mi ero fatta lì, che a New York avrei voluto tornarci con le mie scarpe, e perché non cercare di coinvolgere altre donne che come me avevano vissuto la stessa esperienza del tumore al seno e che magari dalla corsa potevano trarre lo stesso incentivo, la stessa carica che questa dava a me. E perché in questo modo non tradurlo in un progetto che sostenesse l'Istituto Oncologico Veneto, che si stava prendendo di cura di me in una maniera veramente eccellente. E così è nata Run for IOV. Ne ho parlato proprio con il dottor Bozza la prima volta e da lì, grazie alle sue indicazioni, siamo partiti. Allora, dobbiamo ringraziare Sandra per questa splendida idea. Direi. Allora, le tue dottoresse anche loro saranno anche loro protagoniste con le signore che hanno combattuto e adesso troveranno nuove energie nella corsa. Beh, sicuramente sì, a parte che le hanno già trovate le energie per pensare. Sono già pronte, vero? Sono già in allenamento. Basta guardarle. Tanto vero che quando mi chiedono che significato può avere una cosa del genere, dico non fatemi dire cose retoriche, basta guardarle in faccia, sono l'espressione della felicità, cioè avere un obiettivo di fronte è una cosa fondamentale. L'obiettivo è quello di poter così correre, ma a prescindere dal fatto fisico, di partecipare a una manifestazione che insomma onestamente non è poi facilissimo parteciparvi. Per carità, non è che tutte devono fare la maratona di New York, perché basta fare anche quella del Santo, per dire, o anche molto meno, perché l'importante è l'attività fisica, però questa è una doppia soddisfazione. Quello è un obiettivo cosiddetto lontano, che poi è vicinissimo in realtà, che fa sì che diventi positivo guadagnare in se stessi questo modo di superare
le difficoltà anche fisiche. E quindi è bellissimo. Ma certo, ha un doppio significato, appunto quello fisico, di poter partecipare a tutti gli effetti. Certo. Io adesso posso citarle allora per nome: Donatella, Sandra, Carolina, Monica, Patrizia e Ornella. Grazie di questa bella idea. Le due dottoresse, anche voi vi state allenandovi e correndo. Tania, sei bene? Buonasera. Come si lavora con Bozza? Difficile, eh? Tutto il giorno sempre pieno di lavoro. Sincera, Forse è più difficile per il dottor Bozza in certi momenti. No, è bellissimo perché Guarda, poi io insomma, lo conosco da ragazzo, lui bello non è bellissimo lavorare con è lui. bellissimo lavorare con il dottor Bozza, se no è bellissimo anche lui perché piace a tutte le pazienti, È sono molto tutte dolce, innamorate. è molto dolce, sì. Non abbiamo Ed scampo. poi è bravissimo. No, è molto bravo e quello che continua a insegnarci è, al di là dell'aspetto tecnico, chirurgico, è anche l'aspetto umano, del prendersi cura delle pazienti a 360 gradi, quindi non c'è solo la malattia, ma c'è la persona. E questo Ed è un... instancabile. sì, è abbastanza staccanovista, Instancabile purtroppo nell'essere per bravo. noi. Sì. Corre più di noi a New York. Posso fare una premessa? No, Sì. parliamo sempre di no. Sempre no, ma comunque prevalentemente di, soprattutto in questa manifestazione, in occasione di questa manifestazione di noi chirurghi, della chirurgia, eccetera. Posso dire che la Breast Unit è una squadra, cioè siamo una squadra. È una squadra che comprende... Ecco, in quanti siete adesso? Non li conto, cioè nel senso che fanno parte della nostra squadra tutti gli specialisti che si interessano di questa malattia. Sì, certo. Per cui il successo non è un successo di qualche Individuale, persona, sì. ma esattamente, ma è un successo di tutta squadra. l'equipe, di tutta la squadra. Ma anche del metodo. Non abbiamo, di lavoro. esatto, non abbiamo un metodo, non giochiamo con un 4-4-2 o un 4-3-1 come si dice adesso, no scherzo. È personalizzato sicuramente, ma soprattutto è volto al benessere della persona in sé. Quindi voi progettate l'intervento ovviamente individualizzato, lavorate con molto entusiasmo e soprattutto con molta umanità. Sì, lo progettiamo, ripeto ancora, comunitariamente, assieme agli oncologi, ai radioterapisti, ai radiologi, che tutti sanno... È un progetto di cura. Sì, è un progetto studiato a tavolino, diciamo. Silvia, allora io conosco Ferdinando da quando era addirittura studente, stava per laurearsi ed era già tenace da allora, molto bravo. Voi lo conoscete come maestro. Cosa ti ha dato come esempio? Tutto. La chirurgia senologica è il dottor Bozza e io, e parlo anche per Tania, abbiamo la fortuna di lavorare con un grandissimo maestro e stiamo assorbendo tutto da lui e ogni giorno non finiamo di imparare. Quindi la tenacia, sì, tutto. l'approccio, partiamo la dalla chirurgia, dalla esatto. tecnica. Sì. Questa che per noi chirurghi è un dettaglio importantissimo e poi andiamo anche oltre perché la paziente è una persona per cui appunto viene accolta a 360 gradi fin dal primo incontro in ambulatorio, per cui anche l'approccio proprio non solo medico ma proprio È da una patologia persona particolarmente umanitario. spiacevole per la psicologia della donna, questo dobbiamo dirlo. Sì. Quindi Diciamo... se loro sono qui significa che si sono sentite curate, amate, guarite, sostenute, no? Beh, questo è il nostro scopo, l'intento quando veniamo incontro ad una persona a cui viene data questa tragica diagnosi, questa insomma una mazzata, ci mettiamo un po' a Allora braccia abbiamo aperte. donne che ce l'hanno fatta, donne che vogliono vincere, donne che vogliono correre ancora la loro vita nella corsa per la salute. Dobbiamo ringraziare ovviamente i sostenitori. Allora, possiamo citarli per piacere, Sandra? Allora, i sostenitori principali che hanno accolto e hanno capito il significato di questo progetto sono stati Rotary Club Padova e la Fidia Farmaceutici e unitamente a loro anche Banca Annia ha sostenuto fortemente questo progetto. Questi sono i principali, ma ce ne sono molti che sono Serenissima Ristorazione, NPA, Gobid, che oltre anche a sostenitori che personalmente hanno voluto darci il loro aiuto. Chiaro che ovviamente
ovviamente il progetto ha i suoi costi, ma l'obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare all'Istituto Oncologico Veneto, perché se noi siamo qui è proprio perché l'istituto è un istituto all'avanguardia, la ricerca è, è la chiave per il nostro futuro. Beh, l'istituto farà borse di studio, ricerca. Esattamente, sì. L'obiettivo è proprio anche quello di, grazie a questo quello che verrà raccolto, verrà anche istituita una borsa di studio e quindi ecco, tutti possiamo concorrere a sostenere questo, diciamo, ad aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Anche ciascuno di voi può, con i classici sistemi che ormai utilizziamo via internet, compriamo tutto via internet. Abbiamo aperto in internet, sulla piattaforma di crowdfunding, la rete del dono. Sì. Allora io chiedo la cortesia in regia a Claudio, se mi trova la rete del dono, sì. Facciamo vedere la pagina. Certo. Perché poi si può donare allo IOV per questo progetto specifico. Esatto, quindi si va sulla retedeldono.it, sì. Si seleziona o si cerca sulla classica lentina Run for IOV, si aprirà la pagina dedicata al nostro progetto, dove vi è una descrizione appunto di quello che è il progetto, la storia, come è nato e gli obiettivi che si pone, e all'interno, cosa molto penso importante e anche bella per coinvolgere chi vorrà parteciparvi, e all'interno vi sono le pagine delle fundraiser che siamo, sì. Di fatto noi partecipanti, noi runner, ex pazienti e le dottoresse che corrono con noi. Ce ne sono altre dottoresse o solo voi due correte? C'è la dottoressa Zovato, brava. Stefania, c'è una psiconcologa che è la dottoressa Serpentini. Bene. E poi altre che non sono. Come vi state preparando dal punto di vista proprio preparazione fisica? Come fate? Allora, diciamo che noi siamo seguiti dall'associazione sportiva SPAC4, ci sono i due allenatori, Stefano Zanellato e Antonino Calabrò, che ci allenano. Abbiamo un programma di 3 allenamenti settimanali, uno viene fatto in squadra in campo qui ad Abano, e gli altri 2 allenamenti settimanali, uno in genere viene gestito in autogestione da noi attraverso, grazie a delle tabelle personalizzate che gli allenatori hanno fatto per ciascuna di noi in base ai diversi livelli, ovviamente, e generalmente nel weekend si cerca di ricostituire un gruppo più o meno folto per fare un allenamento in genere sugli argini padovani. Ecco, scusami un secondo Caroline, in questo momento, e grazie alla regia, sta andando in onda proprio la pagina della rete del dono dedicata alla Run for IOV, donne contro il tumore del seno. Ecco, andate voi telespettatori in questa pagina, in basso si arriva, qui adesso girano un po' le foto, e sotto c'è un pulsante con scritto dona ora. Potete correre anche voi donando. Esattamente, si aprono le classiche carta di credito, PayPal, insomma si può donare quello che si vuole. Ecco, bastano cifre veramente minimali, ma basta poco, ma basta esserci. Esatto. A fianco di Sandra c'è Caroline. Caroline che però è italo-canadese, ma italiana in pratica. Caroline, ti alleni anche tu tanto volentieri? Sì, certo, sono sempre stata una sportiva e purtroppo anch'io ho avuto questo percorso allo IOV, sono stata operata dal dottor Bozza e curata dal suo equipe. Mi sono trovata molto bene. Quando ho saputo di questa iniziativa ho pensato che fosse proprio una bella cosa far parte di un gruppo del genere, anche di donne che hanno avuto la mia stessa esperienza, però di poi portarle avanti, vincere di nuovo nella vita con un grande obiettivo tutti assieme. Vincere di nuovo? Sì. Donatella, vuoi dire qualche cosa? Con quale entusiasmo ti avvicini a questo progetto? Un grandissimo entusiasmo, anche perché io sono tra le ripescate, sono una ragazza che doveva partecipare, che era stata, diciamo, selezionata prima di me, ha deciso di non per impegni, per motivi personali probabilmente, di non partecipare, e quindi io, che ero tristissima perché comunque avevo seguito all'inizio in maniera un po' disillusa, poi piano piano sempre più credendoci, dicendo ma guarda, in fondo non sono troppo vecchia, esatto, perché il mio primo pensiero è stato quello, pur essendo sportiva non ho corso mai, e quindi piano piano ho cominciato a crederci, e quando ho visto quando ho sentito di essere stata richiamata, ho detto beh, questo è un segno del destino. Bene. E quindi mi sono sentita veramente sono onorata, veramente. E poi in fondo ora di novembre, ragazze, sarete effettivamente preparatissime. Finché il gelato passa dietro, chiediamo qualcosa da questa parte al dottor Bozza. Allora, tu andrai a New York ad accompagnarle.
Però potresti correre anche. Potrei correre, sì. No. La tua vita è stata tutta una corsa. Sì, esattamente. Mi viene in mente Forrest Gump. No, ma a parte questo. No, mi piacerebbe molto, ma qualcuno deve anche lavorare, però comunque non è che possiamo. Oh, per carità, No, che non manchino quei 3 giorni. Mi vanno via le mie 2 collaboratrici principali. No, dai, scherzo. Sì. Mi piacerebbe, vedremo. Mi piacerebbe molto. Ti piacerebbe, però mandi 2 grosse, 3 grosse rappresentanti della chirurgia, più la psicologa, ho capito. Sì, esatto. Sono comunque ben rappresentato, non c'è nessun dubbio. Sì, ottimamente rappresentato. Come mi fido nel lavoro di tutti i giorni. Queste due belle chirurghe stanno anche loro allenandosi, quando potete ovviamente anche voi. O seguite lo stesso programma? Stesso programma, non ci facciamo brave. mancare nulla. Sì. Si corre dall'ospedale agli argini senza tregua. Avete anche voi la tabella? Abbiamo le tabelle e non siamo scontate in nessun metro del nostro percorso di allenamento. È un'occasione grandissima, anche perché poi questa cosa io la dico sempre, magari risulta anche noiosa, poi mi fanno piangere ogni 3x2 queste donne, perché ti dicono quella frase in più con la chat che abbiamo e quindi poi io e Silvia ci guardiamo e crolliamo come perché loro sono un motore fortissimo di energia e di vitalità e di coraggio, e un esempio quotidiano che alla fine quello che facciamo è importante, quindi ti dà carica e entusiasmo, e poi ti fa credere tantissimo che è un lavoro bello. Silvia, anche tu quindi, no? Ma correte insieme voi 2 quando vi preparate oppure avete orari diversi? No. Corriamo insieme come gruppo il giovedì sera, poi gli altri 2 allenamenti sono individuali e purtroppo non riusciamo ad andare a correre insieme in quelli individuali, anche se ci piacerebbe un sacco, però diciamo che nei corridoi in reparto corriamo un sacco, o tra la sala e il corridoio. Avete anche le rotelle, i patini a rotelle? No, sono aboliti gli ascensori. Aboliti, infatti, molto bello. Passiamo alla seconda fila, volete dire qualche cosa? Monica. Lei partecipa volentieri fin dal primo momento oppure è stata anche lei pescata? No, o ha sentito la chiamata subito? No, io credo di aver scritto a giugno, praticamente appena uscito il volantino, ero ancora in cura quando è uscito. Per grossa cui... tenacia, ha scritto per iscriversi? Ho scritto per iscrivermi, sì. Brava. Decisamente sì. Brava Monica, e adesso è già in allenamento, sì. Ovviamente, siete già molto pronte. Patrizia. Sì, io ho avuto questa possibilità di iscrivermi, sono stata selezionata e quando mi è arrivata la comunicazione non volevo crederci. È stata contentissima. Avete trovato in famiglia qualche opposizione? Hanno detto queste esemate. No, diciamo, io ho il marito che è un gran sportivo e che corre, ma sono 20 anni che corre, io l'ho seguito in molte maratone, quindi ho visto la fatica e comunque le grandi soddisfazioni. Quando mi è arrivata la comunicazione, lui mi ha guardato e ha detto adesso viene il bello, adesso passi dall'altra parte, capisci cosa vuol dire gli allenamenti, e magari a volte che gli dicevo ma corri sempre, ma basta, ma adesso non posso più dirlo. C'è la voglia anche di andare. Sì, assolutamente. Per ciascuna di voi è la prima vera competizione? Cioè non competitiva, ma insomma prima competizione. Cioè vi mettete in discussione per la prima volta per New York 2016. Perfetto, Ornella. E lei? Chissà, avrà famiglia, problemi in casa, ma ha scelto di correre. No, problemi no. No, il problema era quello che avevo. Quello, basta, passato, adesso si supera. Brava. Io la vivo come un dono, mi sono iscritta subito anch'io. E la vivo come un dono perché ho sempre desiderato di farla, la maratona di New York. Ho l'abitudine, tutti i progetti che ho, faccio delle cartelline e metto là. E quindi... Ha tirato fuori la cartellina e dice stavolta si va. Questo è spuntato. Bene, benissimo. E paradosso, la malattia vede? Mi ha portato a questo. E lo Iov che mi ha curato mi ha fatto sto dono. È un bel giro di queste ragazze, con bozza eccetera, ma sono veramente, vi mettono a vostro agio, vero? Anche nonostante il problema. Io credo che se non avessi incontrato l'ambiente che ho incontrato, le persone che ho incontrato, come ero io,
non so se i risultati sarebbero stati gli stessi. Questa è la cosa più bella che possono dire di voi. Sì, in effetti no, ci teniamo moltissimo e questa è una grossa soddisfazione, anche perché il nostro motto è non curare, ma prendersi cura. È una cosa completamente diversa, è una frase che non ho inventato io naturalmente, anche se noi la mettiamo in pratica o cerchiamo di mettere in pratica. Ci riconosciamo ogni tanto in questo. Con questa bellissima frase del dottor Bozza e della sua equipe che si prende cura, io vi lascio, vi ricordo solo la pagina del dono. La rete del dono. La rete del dono, Run for Yov, donate, perché fate del bene a chi già vuole dare del bene con la propria partecipazione. Fate ricorrere, perché poi lo Yov farà una borsa di studio e delle ricerche nuove. Grazie a voi tutti per l'attenzione, grazie ai miei ospiti, a voi tutti, alla prossima.